possiamo più fare la città di tasse, non possiamo più fare la città di burocrazia, un anziano non può mettere un salvoscala che non ce la fa più a camminare neanche dentro una scala, uno non riesce a aprire una finestrina, adesso voi non riuscite a trovare il lavoro, potete girare quanto volete, io lo so che siete gente carica, che avete voglia, solo che non ci sono le condizioni sono sempre meno, ci stanno togliendo l'acqua dallo stagno. E alla fine senza acqua nello stagno anche le persone più capaci, più volenterose, eccetera, faranno fatica. Dobbiamo costruire oggi, ci vorranno altri 10 anni per fare camminare Venezia, ma dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, proprio quell'orgoglio che Venezia ci ha messo ai primi posti del mondo. Il fatto che siete qua in tanti, io mi scuso che sono arrivato in ritardo, perché è un brutto esempio, però veramente avevo altre persone dall'altra parte, alcuni sconsolati, distrutti, demotivati. Io cerco di caricarli perché secondo me con voi e solo con voi voglio fare un patto vero, che questa città diventerà una cosa diversa e tanti di voi, quelli che vorranno, ci devono aiutare, ci devono impegnare, dovete impegnarvi per quello che si può, non è da fare grandi discorsi, non dovete scegliere partiti o quant'altro, dovete impegnarvi per il vostro futuro, perché da soli non si fa niente, insieme possiamo fare tanto, questo è il motivo. Io adesso vi ringrazio di essere qua e adesso ascolto voi.